Benvenuti alla spiegazione ed esecuzione del brano Amor, Amor, Amor. Questo è un altro classico, a pagina 20, quindi apriamo la nostra raccolta. Da dire che in altre raccolte ho anche trovato il titolo semplice Amor una sola volta, e invece più spesso ripetuto due volte. In effetti poi è il tema che dice 3 volte Amor una canzone, quindi è più giusto chiamarlo Amor, Amor, Amor. E allora osserviamo tonalità, abbiamo 3 bemolli, Si, Mi, La. Ricordiamo che l'ordine di presenza delle alterazioni in chiave segue una certa numerazione rispetto agli intervalli, il ciclo delle quinte o anche quello delle quarte. Vabbè, queste sono cose che potete andare ad appurare sui vostri testi di armonia, oppure se avete il mio manuale pianoforte e tastiere andate alla sezione teoria e vedete tonalità e armatura di chiave. Poi ciclo delle quinte anche. Allora, ripetiamo, 4 quarti, quindi Si, Mi e La sempre bemolli. Ricordo che il bemolle è un'alterazione che abbassa la nota di un semitono, quindi il tasto precedente. Precedente si intende verso il grave. Osserviamo la tonalità. Allora, la prima nota, 2 Mi bemolle. Insomma, accordo Mi bemolle con Sol e Si bemolle insieme, e questo è Mi bemolle maggiore. Vediamo l'eventuale relativa minore, che sarebbe Do minore. Andiamo alla fine, di nuovo Mi e Mi, Si e bemolle. Allora, qual è la sensibile di Do e il Si naturale? Allora, vediamo se tra le prime note e le ultime c'è un Si naturale. Allora, subito dopo qua abbiamo il Si bemolle, e subito prima della fine di nuovo il Si bemolle. Quindi il Si naturale non appare nell'esposizione e nella chiusura del brano, nell'esposizione del tema e nella chiusura. Quindi tonalità Mi bemolle. Allora, prime note con la destra, primo rigo, Mi, Si, Sol, Sol, pausa di 2, poi pausa di un ottavo, Mi, Fa, Sol, Si, e ci fermiamo quindi sul secondo rigo. Andiamo a contare 4 quarti, cerchiamo se ci sono crome. Sì, ci sono crome, allora conviene contare dividendo i movimenti in 2 parti. Questo è l'ultimo movimento, comincia dal 4, quindi 4, poi 1, 2, 3 e 4, 1, 2, 3 e 4, 1, 2, 3 e 4. Quarta battuta, 1, 2, 3, perché la pausa di croma è in corrispondenza del terzo movimento, 1, 3 e 4, 1. Quindi 3 e 4, 1. Andiamo più a tempo. 4, 1, 2, 3 e 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 4, 1. Vediamo la sinistra. Abbiamo già detto note Mi insieme a Sol e Si. Ripeto, Mi, Si, La, bemolli. Si bemolle, sempre la dominante che si alterna con la fondamentale, perché dopo è ancora Sol e Si. Di nuovo Mi insieme a Sol e Si, Si bemolle, Sol e Si, di nuovo Mi, Sol, Si. Quindi l'accordo di Mi bemolle col basso che si alterna, la nota grave si alterna tra fondamentale e dominante. E così anche finisce sulla prima nota del secondo rigo. Vediamo adesso al tempo. Qua è un po' più complicato, si inizia un po' ad articolare l'accompagnamento. Questo è anche un ritmo di begin, però chiaramente smussato, non è proprio con tutte le articolazioni ritmiche anche apportate dall'uso di vari strumenti, batteria, chitarra. Qua abbiamo una piccola begin che viene così evidenziata. Allora, U croma, quindi No dobbiamo già suonare il resto dell'accordo, che dura una semiminima, e quindi si prolunga anche sul Du, e poi sul E del 2 si risuona. Poi 3 e 4. Allora, ripetiamo. Prima battuta, tanto fatta la prima è tutto uguale, si tratta solo di imparare le note, però adesso è importante approfondire
la sicurezza ritmica su questo accompagnamento. Allora, la croma, prima nota, quindi sul no, essendo quella una croma, dobbiamo già suonare il resto dell'accordo, che vale 2 suddivisioni, perché è una semiminima, un movimento intero, solo che invece di cominciare sulla prima suddivisione, comincia sulla seconda suddivisione del primo movimento e quindi si prende anche la prima suddivisione del secondo movimento. Quindi no, du, e, 3 e 4. Un po' faccio tutto il rigo, in modo che pian piano possa anche accelerare leggermente, come se facessi sempre la prima battuta, cercando di assimilarla meglio per andare più a tempo. Quindi faccio tutto il rigo. 1, 2, 3 e 4. 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 Quindi alla fine 1, 2, 3 e 4. C'è questo anticipo del resto dell'accordo appena subito all'inizio del primo movimento. Vediamo insieme lentamente. 4, 1, 2, 3 e 4. 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 Se questa è ancora una velocità troppo elevata, provate a rallentare oppure provate poi a andare più spediti. Più lento sarebbe 4, 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. Quindi regolatevi voi con la vostra sicurezza. L'importante è che a tempo, con una certa regolarità, pur se lentamente, rispettiate tutto il rigo. Quindi non è importante la velocità, ma quanto la regolarità. Quindi la mente deve avere il tempo necessario per incastrare questi movimenti, perché poi si tratta di movimenti delle mani, in maniera precisa e quindi regolare. Poi, assimilati questi movimenti, va da sé che pian piano si accelera. Ma non vi buttate a capofitto, non pretendete di intrecciare subito questi movimenti in maniera già rapida. No, fatelo prima lentamente, magari anche col metronomo. Quindi aumentatela, perché il metronomo vi aiuta ad aumentare la velocità quel poco alla volta che da soli magari non riuscireste a fare. Invece col metronomo, però l'importante lentamente e poi pian piano bilanciate. Secondo rigo, mano destra. Si, ricordo si, mi, la, bemolli. Una minima, poi abbiamo una pausa di croma e poi abbiamo mi, fa, sol, do, minima, pausa di croma e 3 crome, mi, fa, sol, la, bemolle, si, pausa di 2, pausa di un quarto e fa sul quarto movimento e fa, mi fermo sul terzo rigo. Andiamo a contare per vedere la durata di queste figure. 1, 2 è una minima, poi 3 c'è la pausa di un ottavo, 3 è la prima croma, 4 le altre 2 crome, è un po' come la fine del primo rigo. Poi 1, 2, 3 e 4, 1, 2, 3 e 4, 1, 2, 3 e 4, 1. E sono andato al terzo rigo. Adesso, pian piano, più regolare, più a tempo. 1, 2, 3 e 4, 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 1. Per andare più veloce ci penso dopo con la sinistra. Vediamo invece la sinistra. Allora, l'accordo per questa battuta è ancora quello, mi bemolle, con la stessa struttura ritmica. Quindi 1, 2, 3 e 4 la prima battuta, quindi come le altre. Vediamo la seconda battuta, cambia l'accordo. Do insieme dopo a Mi Sol e questo è Do minore, sesto grado dell'armonizzazione della scala. 2 volte, poi tanto ormai la ritmica è quasi sempre uguale, ci sono solo delle piccole eccezioni. Do, Mi Sol, terza battuta, Fa,
insieme a La, Do, La bemolle e Do, e questo è Fa minore. Il La stavolta, il Fa minore si alterna con la dominante, quindi Do e La Do. Siccome qua già siamo in una zona grave, sul Do minore non era opportuno andare alla dominante, anche perché dopo cambia l'accordo, quindi mi serviva a far sentire 2 volte la fondamentale sul Do minore. Qua invece c'è un passaggio più vicino, quindi il Si bemolle che viene dopo, quindi terza battuta Fa minore abbiamo detto, quarta battuta Si bemolle, poi la prima prova, poi dopo Re e La bemolle, che si ripetono, Si bemolle e Re bemolle e La bemolle. Questa è una quasi Si bemolle settima senza la quinta però, quindi abbiamo Si bemolle settima e poi terzo rigo di nuovo Fa. Allora andiamo a contare la sinistra, 1, 2, 3 e 4, seconda battuta 1, 2, 3 e 4, poi terza battuta 1, 2, 3 e 4, 1, 2, 3 e 4, e mi fermo sul Fa. Andiamo un po' più a tempo, 1, 2, 3 e 4, 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 mettiamo insieme lentamente, 1, 2, 3 e 4, 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 proviamo un po' ad accelerare, 1, 2, 3 e 4, 1, 2, 3 e 4, 1, 2, 3 e 4, 1, 2, 3 e 4. E allora il resto del brano scorre più o meno nella stessa maniera come gli altri, però adesso andiamo invece a puntualizzare alcuni elementi che invece si differenziano dal resto. E quindi osserviamo, quarto rigo, quarta battuta, se vedete la mano sinistra ha, come per gli altri pezzi è già successo in alcuni, 2 voci, quindi 2 note da suonare contemporaneamente, poi una delle 2 dura di più e quindi si deve tenere. Infatti in questo caso vedete che il Do centrale è una semibreve, quindi va tenuto per tutta la battuta, tutti e 4 i movimenti, mentre insieme si suona il Re. Poi, tenendo premuto il Do, abbiamo il Mi naturale e poi il Fa diesis che dura una minima. E questo solo come punto di differenza. Alla fine un accordo Mi bemolle senza la quinta, proprio per anche qui dare l'idea di 2 voci, che poi potrebbero anche esserne 3 in questo caso, ma insomma non ci sono altri elementi particolarmente particolari insomma, da dovervi segnalare, tranne il fatto che comunque in genere, attenzione qua, studiatevi per bene con molta calma i vari passaggi, perché ce ne sono alcuni un po' più complicati, come vi dissi. Cerco di avere anche un progresso, cioè un ordine di difficoltà del brano, in modo che pian piano si possa anche aumentare le proprie capacità pianistiche. Ma adesso intanto andiamo a sentire l'esecuzione di questo brano.